Buongiorno, abbiamo subito il sole sulla tenda, ottimo, facciamo un po' di colazione, tisanina, super, papine, panni stesi. Ciao a tutti e benvenuti nel giorno 3 dell'Alta Via del Granito. Allora, abbiamo fatto su tutto quanto la nostra tenda. Allora, ieri sera, visto che eravamo vicino al lago, c'era un'umidità pazzesca, ma a mezzanotte o qualcosa meno è venuta su un po' di brezza e stamattina ci siamo svegliati con la tenda completamente asciutta. Cioè, questo è un super regalo in più al bel tempo. Poi subito il sole che ci batteva addosso, vero amore? Che è impagabile, bellissimo. Ti scalda. Che ci scalda subito. Abbiamo fatto su tutto. Ora, facendo sullo zaino, ho fatto già delle riprese per farvi vedere cosa ho messo nello zaino. Il video uscirà nelle prossime settimane. Adesso continuiamo il nostro giro e andiamo intanto verso la famigerata Forcella Magna, che avete visto forse ieri sul video precedente, in ciabatte nel video precedente Che abbiamo girato ieri. è la nostra escursione in ciabatte. Andiamo avanti. Arriviamo qua alla famigerata Forcella Magna, famosi 2117, e adesso andiamo verso Malga Sorgazza, 2 ore 3,80 giù di là. Allora, qui in Forcella c'è super vento, un attimo che c'è l'accetto della macchina. Allora, qui in Forcella c'è super vento, questo crocevia di un sacco di sentieri. Adesso noi decidiamo di scendere a Malga Sorgazza perché ce la siamo presa con comoda in tenda. Infatti adesso sono le 10, ci siamo alzati con calma, fatto tutti i nostri videini, foto, ci siamo rilassati e goduti la montagna. Poi vi spiego bene come abbiamo pensato noi di suddividere queste 3 giornate sull'Alta Via del Granito. Siccome abbiamo un impegno oggi nel pomeriggio, per mezzogiorno dobbiamo essere giù, sono le 10, 2 ore giusto, e quindi non andiamo a Cima d'Asta, andremo un'altra volta magari in un giro in giornata. Quindi la nostra Via del Granito adesso va giù verso Malga Sorgazza. Stiamo scendendo qua dalla Forcella Magna. Allora, secondo noi una buona suddivisione di questo trekking per chi lo fa in tenda, visto che è 27 km, di fare una divisione per 3, quindi trekking di 9 km al giorno. Sia i dislivelli che il chilometraggio viene diviso bene ed è fattibile in modalità escursionistica, come facciamo noi, con molta calma, prendendosi un sacco di pause, mangiare, eccetera eccetera. Quindi tappa 1, invece di arrivare al Caldenave, nella discesa per andare al Caldenave, a metà
C'è un pianoro che è veramente fenomenale, abbiamo occhiato venendo giù, ma ho detto bah, non so. Poi una volta che siamo arrivati giù ho detto sì, forse era meglio fermarsi, è un quarto d'ora prima, quindi niente di che. Come seconda tappa arrivare al lago di Forcella Magna, che è un lago fenomenale per la tenda, cioè vabbè, eravamo da soli, quindi ok, ma quando sorge il sole ci dai subito in faccia e si asciuga tutto quanto. Tranquillo, hai l'acqua, erba, ci sono un sacco di pezzi dritti, fenomenale. Poi dormendo lì al lago di Forcella Magna, la mattina sei bello fresco e puoi farti l'ultima salita verso Cima d'Asta, che sono altri 500 di dislivello. Arrivi là per l'ora di pranzo, quindi puoi mangiare il rifugio o mangiare le tue robe con calma, riposino. Scendi e a metà pomeriggio, verso insomma quasi l'ora di cena, siete giù alla macchina e è veramente fenomenale. Se dormite in rifugio, naturalmente dividete le tappe nei due rifugi, ma se volete farla in tenda, fenomenale dividerla in tre in questa maniera qua. Adesso noi non siamo saliti a Cima d'Asta come vi ho detto prima, perché erano le 10 e a metà pomeriggio dobbiamo essere al confine con la Slovenia, che abbiamo, la nostra vacanza va avanti da quelle parti e quindi per mezzogiorno dobbiamo essere giù alla macchina, quindi abbiamo deciso di saltare quest'ultimo pezzo per i nostri problemi, ma era comunque molto fattibile perché ti sei appena svegliato, vai su, ti fai l'ultima salita a Cima d'Asta e finisci tutta la tua via del granito. Questo è il nostro consiglio e la nostra esperienza da escursionisti, cioè da fare un giro escursionistico. Un hiker bravo, allenato, secondo me, se è molto leggero, può fare tutta l'alta via in un giorno. Magari nelle giornate, quelli di giugno, fine giugno, in cui c'è tantissima luce, galoppando bene, perché sono 27 km e secondo me uno bravo può farlo addirittura in un giorno, non in tre, perché ci prendiamo con molta calma, anche perché vogliamo goderci tutta questa meraviglia, voglio proprio godermela. Fa voglia? Posso mettere piede? Adesso un po' più avanti. Fa caldo. Qui siamo nel bosco, abbiamo fatto un po' qua di strada con erba, insomma super facile, e ci ricongiungiamo con, mi sa, la strada che va su a Cima d'Asta diretta dalla Malga. Vediamo i cartelli adesso, ci sono anche delle macchine, quindi la forestale c'è sicura. Ecco qua c'è il 327 che va a Cima d'Asta, Brentari, e noi invece arriviamo da Forcella Magna, un'ora e 30. Sì. Teleferica Brusa. C'è gente che fa tre. Quella marmotta non è normale, è ghiottona. Eccola qua. Adesso prendiamo forestale e torniamo a Malga Sorgazza. Allora qui vediamo che c'è sta stradina asfalto, secondo me arriva fino alla Malga, e adesso diventiamo alpinisti imbruttiti e ci mettiamo il sandalo. Facciamo l'ultimo pezzettino in sandalo, ci proviamo. Da super zaino da miliardi di chili con sandalo. Già cosa? No, perché voi non potete capire, ma i piedi sono morti ormai, basta. Basta. Vai di calzino e di sandalo. Ah, che look!
Gamba lunga. È il look che conquista. Sì, vieni. Allora, con la nostra mise da super escursionista siamo arrivati a Malga Sorgazza. E super avventura completata, orgogliosi. Adesso vi dico quanti chilometri abbiamo fatto. Allora, in 2 ore e 20 dalla tenda siamo a Malga Sorgazza. Abbiamo fatto 700 metri di dislivello negativo, naturalmente sasso nel taglione. 6 km e mezzo, 700 metri di dislivello negativo. Quindi la nostra via del granito si conclude con 11 km il primo giorno, 9 e mezzo il secondo e 6 e mezzo oggi. Quindi siamo circa 27 con le nostre gambe. Bei numeri, avventura stupenda, sai bene? Adesso, per concludere questa 3 giorni di trekking, qui si conclude il nostro terzo giorno di Alta Via del Granito. Proviamo ad andare a pranzare alla Malga Sorgazza. Ci salutiamo lì. Fine. Ora siamo alla macchina. Fammi togliere sti calzini. Vatti. Grandi. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. È sopra. Sperando ci sia a posto. Dove ci sono i cavalli? Veloce. Veloci. Sì. Rientri con sali minerali. Allora, cannella, all'ortica, birretta, fagioli. È super piatto da Jeff, patate con le uova E funghi. e funghi. Buon appetito, super, vero? Super meritato. Non ho fatto un cotto. No. Si rompe quello di sotto. Allora, come potete vedere dal piatto, non avevo fame. Perché insomma da 3 giorni che mangiamo buste. Vero? E da qui, un attimo, con questo sfondo stupendissimo, ci siamo contro luce, guarda già, guarda che bello. Vi salutiamo, diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!